Il prete lo conosco, è una persona de bene, una persona buono, rispetta tutti, quelli che vedo, saluta tutta gente, visita anche le persone disabili. L'altro non lo conosco, ma quelle che ho sentito che lui aiutava queste persone perché lui è solo, non ha nessuno. Sono come San Lorenzo sulla graticola, pronuncia questa unica frase per raccontare il suo stato d'animo davanti ai cronisti il parroco di San Lorenzo di Albignasego. Nella canonica, ora agli arresti domiciliari, vive Francesco Saviane, 37 anni, accusato di molestie su 7 minorenni, divisa la comunità con persone che sostengono il parroco e altre molto preoccupate per la presenza di Francesco Saviane in luoghi frequentati da minori come la scuola dell'infanzia. La notizia è sicuramente drammatica e ovviamente ora si dovranno accertare tutte le accuse che sono state rivolte e in questo senso quindi è anche una sorta di ci vuole una sorta di precauzione da parte di tutti noi. D'altronde questi fatti è chiaro che colpiscono la comunità nel profondo, quando coinvolge i minori a maggior ragione diventa un tema particolarmente sensibile che scuote la comunità. I genitori della scuola dell'infanzia, preoccupati, hanno scritto una lettera indirizzata al vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, al vice sindaco reggente di Albignasego, Gregory Bottin, alla parrocchia stessa e attendono risposte e rassicurazioni. Chiamato in causa il comune di Albignasego, che domenica prossima andrà a elezioni, affida un comunicato alcune precisazioni, confermando che nei giorni di chiusura delle scuole per seggi elettorali, il 25 e 26 maggio, il centro ricreativo organizzato in collaborazione con la parrocchia per bambini e ragazzi è confermato e affidato come da programma alla cooperativa Jonathan. A urne chiuse, la nuova amministrazione assumerà, se necessario, le iniziative per dimostrare la vicinanza alle famiglie della comunità.